Buongiorno Italia, dove abitiamo oggi? Pian pian, senza sbatta. Esatto, hai sbagliato. Sono all'area camper di Valvasone per il semplicissimo motivo che da domani inizia il raduno delle puntine del mondo, sotto la pioggia con tanto coronavirus che gira in giro. Senza tanto scherzarci sotto, manterremo le distanze e cercheremo insomma di essere il più responsabili possibile, ovviamente. Anche tu CP, hai capito? Mi vieni? Neanche chiedertelo. Vedi, anche qui mi piacerebbe fare il prossimo lockdown se mai ne faranno un altro. Corrente, acqua, un po' di civiltà e il giardino per il CP. Esatto. Oh, guarda che hanno messo anche le ricariche per i veicoli elettrici, cioè sono troppo avanti qua a Valvasone. Area camper full option al 100%, completamente gratuita. E la ricarica per i veicoli elettrici in quest'altro parcheggio, completamente gratuito anche questo. Il tutto fronte parco a 100 metri dal borgo, perché senti già le campane sono nel borgo. Beh, pensandoci su, tra localini giusti e servizi a cultura e sotto qualche punto di vista anche arte, perché insomma c'è la rievocazione storica che è comunque una sorta di film, di esibizione teatrale, no? Che si porta in piazza e lungo tutte le stradine del paese. E per queste e per altre cosette io veramente a questa città non do 10, do 10 e lode, veramente. L'unica cosa secondo me, ma magari sbaglio, che manca a Valvasone è un alimentari ben fornito, o sai quei piccoli supermercati, non lo so perché non credo averlo visto. Signor, ho mangiato 2 o 3 piatti di gnocchi alle noci da mia nonna e cavolo, li senti più di 2 antibiotici presi in un colpo. Ma non una cosina, non scherza che va su pesante. Una cosina che non ho registrato ma ci tenevo perché è troppo brava, è troppo un amore, guarda. Amy, vieni qui, guarda. Cioè, uno spettacolo sto cane, uno spettacolo, mamma mia, una cosa incredibile sto cane, miseria, ma dove l'ho trovato io sto cane? Questo cane, ma aspetta, perché quello che avevo fatto prima e che non ho ripreso era l'andar via. Amy, dai che andiamo. Cioè, ci rendiamo conto Italia? Cioè, non ho parole. Ma quanto brava sei, ma quanto bravo è sto cane, Quanto bravo è sto cane, guardalo, questo cane. Pagliaccia. Italia, ferma tutto, stoppa tutto. Ti presento. E me carichette e il tavolino. Ciao, vedi, il tavolino lo porterei via senza nessun problema, è qua dietro, ma le sedie sono enormi. Adesso te la faccio vedere aperta. No, non ho spazio per metterle. Nel gavone ovviamente non ci stanno. Davanti nel cofano motore c'è un'enorme parte dove tu puoi mettere roba, è tutto asciutto, coibentato e tutto in vetroresina, però anche lì non ci stanno, sono troppo lunghe, sono lunghissime, una volta chiuse, cioè su altre, non so, un altro po' le facciano alte 1,5 metri, perché per l'effetto diciamo forbice quando si chiudono si allungano, hai capito la fregatura. Ricordati sempre le parole di Singano se devi prenderti un camper. Allora, se è prima esperienza fai quello che vuoi, ma un camper che insomma ti deve durare e devi tenerlo per un bel po', lasciamo perdere, ok, il monoscocca, vetroresina, quelle robe là lasciamo perdere, parliamo proprio della disposizione. Mi raccomando, doccia separata e gavone. Per gavone si intende il garage dietro dove la gente mette le biciclette o lo scooter e lì ti sta tutta la roba, tavolino, ombrelloni, sedie, hai capito? Purtroppo Pullman, per la disposizione che ha, non ha... Cos'è che non ha? Non ha il garage? Alla fine, perché tu mi chiederai, no? Perché hai visto nelle puntate precedenti, il Camping Sport Magenta mi ha fatto il reso, quindi tutto bene, corretti e tutto quanto, niente, solo un po' lunghi, ma nel senso che ero abituato con Amazon, cioè Amazon in una giornata fanno tutto e ti rispondono entro mezz'ora e lì insomma ci vuole qualche giorno per la risposta. Scomodissime, ma bellissime, guarda che roba, bella. In più
comodissima, veramente. Ho scelto questa piuttosto che quelle un po' più effetto poltrona, in quanto questa, vedi, ti consente di mantenere una postura anche ritta, quindi se devi lavorare fuori al PC col tavolino, con questa vai decisamente meglio rispetto alle altre un po' più effetto sdraio, no? Costano perché costano, però sono dell'idea che una cosa che ti durerà per sempre, tipo una sedia o un tavolino, tanto vale prenderlo di ottima qualità, insomma, perché appunto intanto l'ottima qualità ti consentirà di farle durare per sempre e successivamente te li godi, no? Cioè è una cosa buona. Però carega da sky, godita giusto? Pumpite. Vabbè. Ingombrantissime, pesantissime perché non sono leggere, però appunto ripeto è robetta di qualità che ti dura. Boh, imbastiamo la postazione di lavoro che devo fare due mestieri. C'è anche un bel sole, non c'è neanche gusto attaccarsi alla corrente, però vabbè, almeno il frigo non va a gas, va a corrente. Tastierina, devo ancora prenderci la mano perché nonostante sia identica a quella del MacBook Pro come disposizione dei tasti e grandezza, probabilmente nel MacBook, essendo un portatile, tu comunque ti appoggi un po' alla scocca, hai capito, e hai un'altra distanza, e con quella insomma c'è da prendere comunque un po' la mano, se vuoi la verità. Sì, non è proprio immediato il setup qua della postazione di lavoro, però insomma perlomeno è una roba seria ed hai tutti gli spazi per lavorare in santa pace. Cioè col monitor capirai che è tutta un'altra roba. Così lavoro il doppio, anche il triplo più velocemente, perché invece di buttare icone, andare a cercare, riaprire eccetera, ho le finestre che mi interessano sempre aperte e quindi vai via a missile. Oh Italia, ero qua che stavo facendo i video, guarda cosa è arrivato. È piccolissimo! Troppo forte, forse sono stranieri, dalla fisionomia sembravano stranieri, ma è tanto figo, guarda che bello, è simpatico. Ehi Siri, annusami il culo. Non so cosa risponderti. Ehi Siri, mi piace la vagina. Ricevuto. Bene. Eccolo.